Non ho niente contro la parola internet, ma sono totalmente contro il suo uso propagandistico. Certo, tutti vogliono partecipare a internet. È una gran confusione, è ancora una volta il frutto dell'eccesso smisurato. D'altronde cos'è Babele? È una torre di confusione. Tra le idee archetipali di cui siamo portatori vi sono quelle di confusione e di diluvio universale. Dopo la confusione deve venire la catastrofe, il diluvio universale che segna il momento tragico che permette di ricominciare, mettendo in salvo una piccola parte di ciò che c'era prima. Ma oggi sembra che la confusione sia costretta a perpetuarsi, che tutto debba essere conservato, catalogato e memorizzato. Infatti la Torre di Babele e l'Arca di Noè sono strettamente connesse. Allora viene da dire c'è una via d'uscita, sì, ed è l'incidente. Non parlo di Apocalisse, ma semplicemente di incidente, il quale è l'orizzonte di Babele e la salvezza dei babeliani. Inevitabilmente abbiamo vari tipi di incidenti. Vi è l'incidente della confusione, che io chiamo incidente integrale, cioè un incidente che avviene dappertutto e nello stesso momento, e di cui il crack borsistico della New Economy, come la si è chiamata, è una prefigurazione. Non ci sono tecniche prive di incidenti. Ogni volta che si inventa una tecnica di trasporto, di trasmissione o di informazione, subito si dà luogo a un incidente specifico. Inventare una nave significa anche inventare il naufragio. Con l'elettricità si può restare fulminati. I treni talvolta deragliano. I nuovi mangimi fanno impazzire le mucche. Potremmo aggiungere i nuovi virus possono scatenare una pandemia. Quindi, inventati l'elettronica, il computer e il network, questi danno luogo non solo a cyber games, ma anche a cyber wars. Tutti questi incidenti si svolgono sotto i nostri cieli in un luogo che possiamo definire un paesaggio. E il deserto? Il deserto è un'altra cosa. Il deserto, come il mare, ci dà la sensazione di essere su questa terra, come sta capitando a tutti noi in questi giorni. Questo era uno stralcio dal discorso sull'orrore dell'arte di Enrico Bai e Paul Viriglio, Eleuthera Edizioni, era un discorso del 2002.